Il 4 e il 5 ottobre prossimo si svolgeranno in Sicilia le elezioni amministrative. Sono chiamati al voto ben 61 comuni, di cui 16 con il sistema proporzionale e 45 con quello maggioritario, per una popolazione complessiva di 738.406 cittadini. Si voterà domenica dalle 7 alle ore 22 e lunedì dalle 7 alle ore 14. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 18 e lunedì 19 ottobre con gli stessi orari. In entrambi i casi lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'elettore dovrà recarsi necessariamente al seggio elettorale munito di apposita mascherina protettiva. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti viene eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti validi. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti verrà eletto il sindaco o il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi al primo turno. In caso contrario si procederà al ballottaggio e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti. L'elettore può scegliere di votare per una lista, attribuendo così automaticamente la preferenza anche al candidato sindaco collegato, il cosiddetto effetto trascinamento, oppure può votare solo per il candidato sindaco. Si può inoltre effettuare il voto disgiunto, votando per un candidato sindaco e per una lista a esso non collegata. Infine, per il Consiglio comunale, l'elettore potrà esprimere la propria preferenza scrivendo nome e cognome o cognome in caso di omonimia del candidato prescelto di fianco al simbolo della lista. Qualora esprima due preferenze, dovranno essere una di genere maschile e l'altra di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Unici capoluoghi di provincia che andranno alle urne sono Agrigento ed Enna. In provincia di Agrigento andrà al voto il comune capoluogo con il sistema proporzionale eleggendo 24 consiglieri. Camastra, sistema maggioritario, assegnati 10 consiglieri comunali. Cammarata col maggioritario ne avrà 12, Casteltermini col maggioritario pure 12, Raffadali col maggioritario 16, Realmonte col maggioritario 12, Ribera invece con il proporzionale ne eleggerà 16, Siculiana col maggioritario 12. In totale i consiglieri comunali della nostra provincia eletti saranno 114.